Buonasera, io sono Stefano Marchioro della Direzione Turismo. Con me ci sono oggi l'assessore Federico Canera, assessore al turismo della Regione del Veneto e ai fondi comunitari, e il dottor Stefano Sisto, direttore della programmazione turistica della Direzione della Regione del Veneto. Io sono appunto Stefano Marchioro, anch'io mi occupo di progettazione territoriale e governance del turismo e oggi iniziamo questo webinar nell'ambito degli appuntamenti di Digital Tourism. Digital Tourism è un'iniziativa Regione del Veneto, Fondazione Comunica, con la quale cerchiamo di trasmettere a operatori e destinazioni un po' le iniziative, le innovazioni in ambito digitale e non solo. E con gli organizzatori abbiamo ritenuto opportuno oggi dare un quadro delle opportunità che i fondi PES della Regione del Veneto per il turismo offrono a imprese e destinazioni. Quindi io non toglierei spazio a questa oretta che abbiamo insieme e vado a introdurre subito l'assessore Federico Canera, a cui diamo il benvenuto e a cui chiediamo insomma di raccontarci diciamo, il perché di questo impegno di Regione Veneto in ambito dei fondi europei e quali sono le principali opportunità che oggi andremo poi tecnicamente a presentare. Prego, Assessore. Sì, grazie. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto un grazie anche alla mia direzione, a Stefano Sisto, a Stefano Marchioro e a tutti gli altri collaboratori che sono presenti qui oggi e a voi tutti. Come ha già detto bene Stefano, oggi presenteremo, anzi loro presenteranno nel dettaglio, io faccio solo un attimo un cappello, le iniziative e i bandi che nel 2025 andremo a sviluppare grazie al grazie al programma regionale PORFESR che ci ha dato in passato grandi soddisfazioni e insomma speriamo che continui a darle. Tra queste ricorderemo l'azione 138, quella relativa alla rigenerazione e innovazione delle imprese. Come sapete, tra il 23 e il 24 abbiamo fatto ben due bandi, una prima edizione di 7 milioni che poi è stata rifinanziata con altri 13 milioni e mezzo, hanno partecipato tantissime imprese. La seconda edizione addirittura un totale di 28 milioni di euro, quindi anche qui quasi 200 imprese che hanno partecipato. E quindi vi chiedo da questo punto di vista di continuare la vostra attenzione a questi bandi e partecipare perché le opportunità sono tante. Nel 2025, dicevo, è prevista la terza edizione del bando con una dotazione complessiva di 14 milioni di euro. La prima edizione dell'azione 1.2.4, organizzazione dell'offerta turistica digitale, questa qui invece è una proposta molto importante relativa alla Smart Tourism Destination. Qui avremo uno stanziamento complessivo dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni e mezzo e questa è molto importante perché è un'azione che va diciamo a implementare il sistema del DMS regionale e quindi tutto l'ecosistema digitale veneto. Successivamente nel 2025 avremo altre azioni, penso alla 1.3.9, una costituzione e sviluppo del club di prodotto. Anche questa è diciamo, misura che verrà finanziata molto importante, che già nel passato ha contribuito a creare ben 2 reti di impresa per un totale di 29 imprese coinvolte, quindi una seconda edizione aperta da dicembre 2024 ad aprile 2025 con una dotazione di 2 milioni di euro. E poi abbiamo l'azione 1.3.10 che riguarda la promozione turistica e culturale sui mercati nazionali e internazionali relativa alle aggregazioni di imprese. Questa ha visto una partecipazione di ben 123 imprese, 9 progetti finanziati per un totale di 1 milione e 3. La seconda edizione del bando, dicembre 24, maggio 25, dispone di una dotazione di quasi 5 milioni di euro e quindi insomma oggi verrà presentata, è una di quelle che oggi verranno presentate nel dettaglio. Particolarmente innovativa è l'azione 1.3.10, la sub 9, che questa consente a tutti gli operatori turistici veneti di raggiungere una qualificata, diciamo, domanda
internazionale per quanto riguarda la promozione a tutti coloro che sono interessati alla destinazione Italia e alla nostra offerta turistica. Nel 2025, grazie a uno stanziamento di 1 milione di euro, verrà pubblicato il bando per favorire la partecipazione invece a fiere internazionali dedicate al travel industry, alla BIT di Milano, all'ITB di Berlino e a tutta una serie anche di altre iniziative. Penso al TTG di Rimini, VTM di Londra. Ecco, questi sono eventi che rappresentano una grande opportunità per ovviamente consolidare tutta la visibilità internazionale che il Veneto dà. L'ultima azione particolarmente importante, secondo noi, è quella nell'ambito del Veneto del PR Veneto FSE, cioè praticamente relativo all'aspetto di formazione e adattamento dei lavoratori e delle imprese e agli imprenditori, ai vari cambiamenti. Quindi abbiamo il problema insomma del ricambio generazionale, l'invecchiamento attivo, oppure anche il lavoro in un ambiente sano. Questo è molto importante perché è un'iniziativa che abbiamo voluto portare assieme al settore dell'istruzione e della formazione, perché crediamo sia molto importante puntare sulla, diciamo, valorizzazione dei nostri dipendenti, sia che siano lavoratori autonomi, siano che sono persone che hanno bisogno di essere riqualificate e diciamo preparate ai cambiamenti che il mondo del turismo ha. Qua c'è una dotazione circa 2 milioni di euro e ripeto, insomma, in sinergia con la collega Mantovan e quindi col fondo FSE. Tutte queste linee che io adesso vi ho dato e che dopo Stefano e Stefano andranno meglio di me a gestire sul territorio e a elencarvi oggi nel dettaglio, sono inserite all'interno del piano strategico regionale, quindi fanno parte di quel ragionamento che abbiamo fatto assieme a voi, costruito dal basso, e insomma, pensiamo che possano dare una risposta assieme a tutte le altre azioni che trovate nel piano strategico, che però non sono ovviamente qui inserite, perché qua stiamo parlando di bandi che andiamo a finanziare con appunto gli FSE e il FESR, ma che insomma sono all'interno del piano strategico e troveranno finanziamento, diciamo, dal bilancio regionale. Ecco, io ora vi ringrazio, reputo molto importante tra i vari bandi, oltre all'ultimo che ho appena citato, l'azione 1.2.4 che riguarda appunto, che l'ho già citata, ma che riguarda l'aspetto digitale, quindi l'utilizzo del DMS regionale. Su questo noi puntiamo molto, abbiamo visto che chi lo fa, lo utilizza, ha diciamo dei riscontri positivi, e quindi anche il tema dell'evoluzione delle organizzazioni di gestione della destinazione in Smart Tourism Destination lo riteniamo particolarmente importante. Stiamo facendo un grande lavoro sul territorio. Ringrazio anche Stefano e Stefan che seguono questo da tempo, e vediamo che abbiamo molte OGD che si stanno trasformando in fondazioni e hanno questo obiettivo. Ecco, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Io torno a fare papà. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Assessore per questa ampia panoramica. Allora passiamo al programma ulteriore di questo pomeriggio con la presentazione dei bandi. Ne presenteremo 3 quest'oggi, 3 tra quelli che sono stati citati dall'Assessore Caner, e in particolar modo quello legato alla rigenerazione delle strutture ricettive, che presenterà tra poco il collega Stefano Sisto, e io poi invece vi introdurrò gli altri 2 bandi, quello per i club di prodotto e quello per le aggregazioni di imprese. Poi faremo anche un rapido cenno al tema destinazioni che ha già toccato l'assessore. Quindi io passo la parola al dottor Stefano Sisto e mi appresto a condividere per voi le slide. Prego Stefano. Bene, grazie Stefano, grazie a Fondazione Comunica, grazie a tutti i presenti qui.
Cercherò di essere sintetico ed efficace nell'illustrazione di questo bando, tenendo conto che chiaramente il tempo per approfondire un bando anche di una certa complessità non è molto, però è evidente che oltre a questo webinar, che pensiamo sia molto utile, naturalmente mettiamo a disposizione anche la nostra, tutte le informazioni che potremo dare come direzione del turismo anche, diciamo, a coloro i quali intendessero poi tramite il portale regionale, tramite le mail, tramite telefonate, insomma, avere qualche, se necessario, qualche approfondimento ulteriore del caso. Sì, quindi il bando di cui mi occupo io è il bando, diciamo, dal punto di vista finanziario, se vogliamo, anche più importante, naturalmente anche gli altri lo sono. Questo riguarda specificamente come destinatari le strutture turistico-ricettive ed è l'azione 138, rigenerazione e innovazione delle imprese, finalizzate a sostenere la valorizzazione turistica del territorio. Quindi si tratta di incentivi per gli investimenti fatti da parte di imprese turistico-ricettive che ne favoriscono la rigenerazione e l'innovazione, ovvero si tratta di interventi piuttosto mirati che supportano principalmente i temi della maggiore accessibilità, dello sviluppo tecnologico delle imprese, della transizione ecologica, quindi risparmio energetico, autoapprovvigionamento, efficientamento energetico, quindi che sono poi gli obiettivi fondamentali alcuni degli obiettivi fondamentali del programma regionale finanziato con i fondi FESR e senza trascurare la possibilità anche però di diversificare prodotti turistici, cioè incrementare e migliorare il prodotto turistico i prodotti turistici offerti dall'impresa, senza perdere comunque di vista questi che sono comunque i pilastri fondamentali dell'azione, quindi accessibilità, sviluppo tecnologico e efficienza energetica. Ora, andando avanti, veniamo la dotazione finanziaria, è già stato detto che è di 14 milioni. Questi 14 milioni che naturalmente vanno ad aggiungersi a ulteriori 13 milioni con il primo bando, 28 col secondo bando. È una misura che poi a partire dalla dotazione iniziale ha avuto poi un incremento ulteriore proprio in conseguenza anche del forte interesse per questa misura, del cosiddetto tiraggio di questa misura da parte degli imprenditori e quindi i numeri che sono stati anche elencati, i numeri che sono stati citati dall'assessore sono molto soddisfacenti in termini di risposta da parte del mondo imprenditoriale della nostra regione. Quindi 14 milioni, di cui ecco, 6 milioni sono riservati alle cosiddette aree interne. Le aree interne sono, diciamo, un insieme di comuni che fanno capo a una politica particolare, quella delle aree interne, diciamo aree con maggiore difficoltà dal punto di vista dello sviluppo economico e che sono state individuate nell'area interessata dalla Gordino, Unione Montana Gordina, dal Comelico, dai 7 comuni, dall'area contratto di Foce del Delta del Po, e queste sono le aree interne, diciamo, già individuate a partire dal 2015, più altre 2 aree interne nuove che sono state individuate a partire nel 2023, che riguardano sempre 2 zone montane, area Alpago Zoldo e l'area Cadore, che complessivamente, diciamo, interessa la comunità del centro Cadore e anche altri comuni. Quindi fondamentalmente la maggior parte di questi comuni sono comuni montani. Non abbiamo più in questo bando, pertanto, la distinzione, come nei 2 bandi precedenti, fra aree montane e aree non montane, ma fra aree interessate dalla politica delle aree interne,
e le altre aree. Alle altre aree, che sono sostanzialmente, diciamo, principalmente aree di pianura e collinari, abbiamo la riserva a cui sono riservati 8 milioni sui 14 milioni complessivi messi a bando. Naturalmente l'elenco dei comuni lo trovate in allegato poi nella delibera che trovate insomma, sul sito regionale. Veniamo ai soggetti ammissibili. Come ho detto, sono strutture ricettive, quindi tutte le tipologie di strutture ricettive, così come classificate dalla Regione sulla base della legge quadro del turismo 11 2013. Ecco, la cosa interessante che riguarda i bandi, non solamente questo, ma anche gli altri precedenti, è che sono bandi che sono riservati sia a strutture turistiche già classificate, sia a strutture turistiche che attraverso il progetto che svilupperanno con questo bando intendono quindi al termine del progetto riusciranno fondamentalmente a classificarsi, ad avere la classificazione, quindi attribuzione delle stelle o dei leoni. Ecco, per quanto riguarda le strutture già classificate, parliamo di strutture, sia delle strutture ricettive alberghiere, sia di quelle, quindi tutte le tipologie chiaramente, le strutture all'aperto, camping, villaggi turistici, eccetera, le strutture complementari, dai bed and breakfast agli alloggi turistici, case vacanze, unità mobiliate, rifugi, e anche le strutture turistiche in ambiti naturali, quali case sugli alberi, botti, eccetera, che diciamo, sono delle tipologie particolari che comunque trovano in determinati ambiti territoriali, possono trovare, diciamo, una loro necessità, ecco. Accanto a questo, quindi, come dicevo, anche le strutture, le piccole e medie imprese, perché questa comunque è la condizione, piccole e medie imprese, strutture ricettive, che non siano oggi classificate, ma che saranno classificate al termine, diciamo, della realizzazione di questi interventi, quindi entro la chiusura del progetto, che lo anticipo è fissata in 24 mesi a partire dal decreto, diciamo, che formalizza la concessione del contributo. Veniamo agli interventi ammissibili. Sul bando naturalmente troverete tutti gli interventi, troverete tutta una descrizione particolarizzata, perché questo che abbiamo voluto fare attraverso i bandi, cioè quello di dare una, come dire, una chiarezza di dettaglio molto, molto spinta, ecco, degli interventi che sono possibili e che non sono possibili. Qui naturalmente facciamo una sintesi. Abbiamo, come si diceva, interventi per la riduzione dell'impatto ambientale e del consumo di risorse energetiche, ma non solo, anche parliamo di energia e acqua, l'utilizzo di fonti energetiche alternative, quindi tutti quegli interventi che attraverso ammodernamenti di tipo strutturale e tecnologico, diciamo, orientano l'impresa verso il maggiore efficientamento energetico. Quindi generatori a biomassa, cogeneratori, impianti solari, isolamento dell'involucro, pompe di calore ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, attrezzature con classe energetica elevata, impianti idrici smart e così via, colonnine per ricarica elettrica. Ecco, in questo bando, a differenza degli altri, abbiamo, come dire, applicato rigidamente le norme previste dal regolamento quadro europeo che vietano di sovvenzionare con i fondi dell'Unione Europea interventi che portino, diciamo, che utilizzino interventi di ammodernamento orientati verso i combustibili fossili, per cui diciamo caldaie cosiddette tradizionali, anche se poi quindi alimentate da gas, per esempio, quindi da idrocarburi, che per quanto possono portare a un aumento del livello di efficienza, comunque non sono con questo bando, diciamo, ammissibili. Questo, ecco, è importante saperlo da subito poi per pianificare gli interventi realizzabili.
Gli altri interventi sono quelli che riguardano fondamentalmente l'innovazione tecnologica e digitale, quindi strumenti tecnologici, hardware e software, temi legati alla cyber security, all'intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni per la gestione e il miglioramento di processi aziendali, quindi software per videoconferenze, soluzioni per lo smart working, ma anche, diciamo, soluzioni per accedere sempre di più a software di performance. E, interventi ovviamente volti a favorire la connettività a banda ultralarga e così via. Quindi sostanzialmente gli interventi che tendono a innovare l'azienda sul piano soprattutto della digitalizzazione, che sono, diciamo, spesso è un gap importante da colmare da parte delle nostre imprese, non solamente chiaramente dal punto di vista anche della formazione personale, ma anche dal punto di vista delle dotazioni e delle infrastrutture. Abbiamo poi gli interventi che sono importanti anche dal punto di vista poi della valutazione complessiva del progetto, che riguardano l'accessibilità delle strutture ricettive, cioè quelli per favorire gli interventi per favorire l'ospite con disabilità, che non riguarda solamente l'adeguamento alle normative vigenti, ma diciamo, ma a un aumento del livello degli standard offerti dalla struttura, comprendendo, diciamo, varie modalità di, tra virgolette, disabilità, chiaramente, quindi non solamente quella motoria, ecco, ma tutte le altre tipologie, e più in generale, diciamo, con un orientamento che quindi disabilità motoria, visiva, cognitiva, uditiva, e nell'ottica quindi dell'universal, nell'ottica che abbiamo ritenuto, diciamo, di approcciare un po' alla volta, ma in maniera decisa, dell'universal design, cioè quello di andare a progettare complessivamente l'intervento sulla struttura ricettiva in modo tale che possa essere un intervento che porta a un miglioramento dei servizi per tutti, indistintamente per il cosiddetto normo dotato, oppure e anche contemporaneamente per chi appunto ha problematiche di disabilità. Ne cito solo qualcuno, naturalmente qui c'è un elenco lunghissimo che vi invito ad andare a guardare, quindi vabbè, l'adeguamento di bagni e servizi igienici, dispositivi salvavita, video per la comunicazione interna agli ospiti, in lingua dei segni, dispositivi per non vedenti, ipovedenti, non udenti e disabili motori, allestimento di aree dedicate per categorie particolari, ad esempio, non so, allattamento al seno, tutti gli interventi di carattere strutturale finalizzati a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma diciamo più in generale dotazioni e sistemi anche alle volte piuttosto semplici, come ad esempio dispositivi di segnalazione luminosa, che spesso comportano anche investimenti limitati, ma non vengono magari considerati nell'ambito di un progetto più ampio. Infine, diciamo altri interventi che sono comunque finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, quindi creando nuovi, diversificati prodotti turistici. Questi interventi comunque non vanno considerati da soli, pensiamo, non so, a un centro benessere, quindi diversificazione dell'offerta di servizi proposta dall'hotel, che dovrà comunque essere realizzata in combinazione con gli interventi di cui, diciamo, ai 3 punti precedenti, quindi innovazione tecnologica, accessibilità e efficientamento energetico, che sono comunque cardini, come dire, fondamentali, ecco, degli obiettivi che la Regione si è data con questo bando, nel rispetto poi delle linee generali, ecco, della politica comune di settore. Per quanto riguarda velocemente le spese ammissibili, questi interventi che io ho elencato poi si sostanziano
in spese per opere edili, spese per impiantistica, le spese per progettazione, direzione di lavori e collaudo, spese per consulenze e servizi finalizzati all'ottenimento di certificazione, che è un altro dei servizi, degli investimenti in beni non materiali che possono essere fatti. L'acquisto di veicoli anche però limitato esclusivamente ad automezzi a emissione zero per il trasporto di persone con disabilità e licenze e servizi informatici e infine le spese generali che sono quantificate forfettariamente nel 5% di tutte queste tipologie di intervento che io ho elencato fino adesso. Vi sono poi molto velocemente, spese anche non ammissibili. È bene ricordare che ci sono alcune categorie di spesa che sicuramente non vanno valutate, ad esempio l'acquisto in leasing, l'acquisto di beni usati, e le spese per il personale, le spese pagate in contanti, fatture che abbiano un valore inferiore ai 200 euro, spese di funzionamento e così via. Quindi trovate un elenco qui nel bando. Veniamo a un aspetto molto interessante, cioè qual è il livello di agevolazione di questi interventi da parte della Regione. Allora, abbiamo due modalità di sostegno. La prima è quella che riguarda interventi cosiddetti in regime de minimis, che prevedono un contributo a fondo perduto del 50% sulla spesa ammissibile. In questo caso abbiamo una spesa minima per questi interventi che è di 50.000 euro, quindi 50.000 euro e 25.000 euro quindi di contributo, fino ad arrivare alla spesa massima ammissibile di 400.000 euro, quindi contributo massimo 200.000 euro. Teniamo conto che per il regime de minimis viene calcolato il contributo, cioè è possibile ricevere contribuzioni con la nuova normativa in vigore fino a 300.000 euro in 3 anni. Quindi insomma il calcolo del de minimis va fatto, diciamo, tenendo conto di quello che l'azienda ha già, che l'impresa ha già eventualmente ricevuto con altri bandi, con altri contributi regionali o nazionali o comunitari nei 3 anni, nei 3 anni precedenti, diciamo, a partire dalla concessione del contributo. Abbiamo però anche la possibilità del regime in esenzione, quindi che in questo caso non tiene conto dei contributi de minimis eventualmente già ricevuti. In questo caso abbiamo delle spese ammissibili più elevate, ma dei contributi, dell'intensità di aiuto, quindi percentuali di contributo più basse. Queste riguardano solo le micro, piccole e medie imprese. Per le micro e piccole imprese abbiamo al massimo il 20% sulla spesa ammissibile. In questo caso la spesa ammissibile può essere al massimo di 1 milione di euro. Quindi, come vedete, alla fine il contributo massimo erogabile è sempre di 200.000 euro. Oppure anche il caso di imprese medie imprese. In questo caso il contributo previsto dal regime in esenzione è del 10% su un massimo di 2 milioni, quindi anche in questo caso quindi il contributo risulta essere di 200.000 euro. Per cui, insomma, fondamentalmente il contributo, sia che sia dei minimi, sia che sia in esenzione, può arrivare a un massimo, diciamo, di 200.000 euro, con una spesa massima ammissibile che può variare, insomma, da 400 a 2 milioni di euro. Spero che questo sia abbastanza chiaro, eventualmente poi un po' siamo qui per rispondere a delle domande alla fine. I tempi, il bando è già aperto da partire dal 18 febbraio, però fortunatamente abbiamo ancora 2 mesi e mezzo, insomma, di operatività, perché il bando chiude il 15 maggio del 2025. Ecco, passiamo a un tema abbastanza importante, che è quello dei criteri per formare la graduatoria, perché è chiaro che pur essendoci una dotazione interessante, però 14 milioni di euro, diciamo, sono tanti, ma
potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, per cui sono stati definiti dal bando, così come anche nelle precedenti edizioni, dei criteri, diciamo, di priorità e di preferenza per andare a formare poi una graduatoria dei beneficiari. Teniamo conto che in questo caso le graduatorie sono due distinte, una graduatoria per le imprese che si trovano nell'area, nei comuni interessati dalle aree interne, quindi prevalentemente aree montane, e i comuni invece una graduatoria che interessa gli 8 milioni destinati alle altre aree, prevalentemente di pianura. Allora, i criteri di valutazione sono, diciamo, sono di tre categorie. Il primo criterio riguarda criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario, che come i criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale, e questa è una innovazione procedurale che è stata introdotta con questo bando, vengono, come dire, auto-attribuiti da chi fa la domanda, nel senso che chi fa la domanda già si attribuisce sulla base di questi criteri un punteggio, e quindi un punteggio che poi naturalmente verrà verificato in sede di istruttoria. Ma naturalmente adesso spieghiamo perché c'è anche questa autoattribuzione. Intanto passiamo in rassegna i criteri di valutazione, quindi quelli di tipo A, cioè quelli legati al potenziale beneficiario, riguardano la rilevanza della componente giovanile, cioè nel caso dell'impresa che sia costituita da giovane imprenditore oppure anche femminile. E in questo caso abbiamo poi dei punteggi. Abbiamo poi il rating di legalità, che non dà dei punteggi, ma può dare dei punteggi, un punteggio negativo. Abbiamo poi la tipologia di struttura, ovvero l'inclusione o meno nell'albo delle ville venete, e poi il possesso al momento della domanda, quindi già al momento della domanda, di una o più certificazioni ambientali. Questi sono, diciamo, dei criteri di valutazione relativi al beneficiario che vengono autoattribuiti. Bisogna considerare quindi successivamente, ecco, i criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale. Ecco, questi direi possiamo dire che sono i criteri più importanti dal punto di vista della valutazione del progetto, e quelli su cui è stata fatta con questo bando anche un po' una sorta di orientamento per sviluppare, diciamo, maggiormente delle policy legate al risparmio energetico, accessibilità e innovazione tecnologica, che sono proprio gli obiettivi principali su cui la Regione, diciamo, intende cercare di indirizzare maggiormente i progetti del bando. Perché dico questo? Perché allora, innanzitutto questi punteggi riguardano il conseguimento, diciamo, l'acquisizione di... sono progetti che sostanzialmente consentono il passaggio di classe energetica di una struttura ricettiva. Quindi tutta una serie di misure tese all'efficientamento energetico, all'autoproduzione, al risparmio, che portano a un passaggio di classe. Laddove questo passaggio di classe sia già stato comunque raggiunto a livelli massimi, comunque viene previsto l'attribuzione di un punteggio, così come viene prevista l'attribuzione di un punteggio per efficientamento energetico anche nel caso delle strutture ricettive all'aperto che, diciamo, diversamente non potrebbero fruire di questa agevolazione. Qui abbiamo quindi un punteggio massimo di 5. Poi vedrete nel dettaglio analizzando il bando, perché qui chiaramente in questa sede, visto il tempo, non abbiamo, devo anche stringere per chiudere. L'altro importante punteggio è quello che riguarda, diciamo, la percentuale dell'investimento che è dedicata a investimenti finalizzati all'accessibilità, e anche qui abbiamo un punteggio che può arrivare a 4 punti se abbiamo un investimento che è compreso tra il 20 e il 30% del totale dedicato a spese per migliorare l'accessibilità. Quindi efficientamento energetico, accessibilità, e il terzo fattore è quello che riguarda il conseguimento di certificazione di terze parti finalizzate alla
alla sicurezza e all'impatto ambientale, quindi certificazioni di sicurezza, di qualità, ambientale ISO 14000, ambientale EMAS, turismo sostenibile GSTC oppure equivalenti. Ecco, perché diciamo, mi sono soffermato su questi tre, ecco, elementi che complessivamente determinano i criteri per la valutazione della proposta progettuale? Perché il massimo di questi punteggi può essere 11, ma è previsto comunque che il punteggio, cioè per essere comunque ammessa all'istruttoria, è necessario che il progetto consegua almeno 5 punti su questi specifici punteggi legati alla proposta progettuale. Quindi con un mix oppure con con uno o l'altro, con un mix dei vari interventi previsti, bisogna che il punteggio sia minimo per poter poi accedere all'istruttoria, quindi per poter essere valutati e entrare in graduatoria. In questo caso c'è una soglia, diciamo, una soglia che è di 5 punti, per cui è molto importante nella valutazione del progetto, nelle scelte progettuali che si fanno, che questo aspetto sia considerato, perché è un aspetto fondamentale e vincolante per la valutazione positiva del progetto. Allora, questi criteri autoattribuiti, sulla base di questi punteggi autoattribuiti, viene fatta una graduatoria provvisoria e solo le domande che, diciamo, per cui vengono valutate inizialmente, vengono ammesse all'istruttoria esclusivamente le domande che sulla base di questa graduatoria di punteggi autoattribuiti corrispondono, diciamo, alla dotazione finanziaria. Cioè, una volta che si è esaurita la dotazione dei 14 milioni, mettendo in fila per punteggio di priorità queste domande con i punteggi autoattribuiti, inizia la valutazione, quindi vengono messe in valutazione, alla valutazione da parte poi della commissione tecnica di valutazione, che valuta anche gli altri criteri, che sono criteri legati alla proposta progettuale, criteri cosiddetti C, che sono chiarezza e dettaglio della proposta, capacità di creazione di nuovi prodotti, quindi coerenza con con le strategie, diciamo, con la smart strategy, quindi con le traiettorie individuate per il turismo, che riguardano il tema della smart living energy e il tema della destinazione intelligente, quindi un sufficiente grado di innovazione e di coerenza con la strategia S3, il grado di coerenza del progetto con la destinazione, quindi la coerenza col Destination Management Plan di riferimento, della destinazione di riferimento, destinazione turistica di riferimento, il tema dell'invarianza delle prestazioni ambientali, la coerenza con la strategia USAR e USALP. Quindi abbiamo queste valutazioni, che sono valutazioni che non è possibile autoattribuire, perché diciamo, dipendono poi dalla valutazione che viene fatta dalla commissione di valutazione, ma che poi comunque sono importanti di cui è importante tenere conto, perché poi un livello molto basso di questi parametri potrebbe anche far decadere la domanda, ad esempio la non coerenza con la strategia, con le strategie, con le smart strategy, la non coerenza con la destinazione, la assoluta non chiarezza che porta a un punteggio magari pari a 0 della proposta progettuale, progetti che portano a un peggioramento delle prestazioni ambientali. Ecco, sono tutte cose che poi andranno valutate da chi poi, assieme alla struttura, quindi realizza il progetto con il proprio progettista. Vado verso la fine, perché mi rendo conto che poi questo era un tema su cui è importante, diciamo, fare chiarezza, perché è un tema fondamentale. Una volta, diciamo, fatta questa valutazione, abbiamo poi, diciamo, la graduatoria definitiva, che viene fatta entro 120 giorni,
Da questo momento in poi abbiamo l'impresa ha 24 mesi per realizzare il progetto. Come avviene la rendicontazione e l'erogazione, soprattutto del sostegno? Innanzitutto c'è sempre la possibilità di un contributo del 40% all'inizio, prima anche che iniziano i lavori, su presentazione di fideiussione. La possibilità di un acconto che può essere, diciamo, del 40% e che può sommarsi anche l'anticipazione, e poi il saldo finale con la presentazione della rendicontazione tecnica e contabile. Ecco, termino qui. Naturalmente il bando è complesso, ho cercato, diciamo, di dire le cose più importanti, sia dal punto di vista di quello che si può fare, ma sia anche e soprattutto dal punto di vista dei criteri di valutazione, perché questi, lo ripeto ancora una volta, perché è un elemento molto importante, questi orientano poi sia l'ammissibilità del progetto e sia anche, diciamo, il livello di punteggio del progetto e quindi anche, diciamo, le speranze, diciamo così, che questo progetto poi possa essere finanziato. Naturalmente, se poi ci sono delle domande per avere dei chiarimenti, siamo disponibili alla fine. Grazie mille. Grazie a Stefano Sisto. La presentazione è stata molto ampia ed esauriente. Questo mi consente per i prossimi due bandi di, diciamo, saltare alcune precisazioni che sono state oggetto di questa presentazione. Passiamo diciamo, al secondo bando di questa sera, quello per la costituzione e lo sviluppo di club di prodotto nelle forme di reti di impresa. Siamo alla seconda edizione, per l'appunto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare delle reti di impresa nella forma di rete contratto o rete soggetto, quindi imprese che si mettono insieme anche di tipologie diverse, purché tutte concorrenti e determinanti nella costruzione di un'offerta che deve rivolgersi a specifici target, a specifici segmenti, a specifiche famiglie motivazionali della domanda. Potremmo fare molti esempi, dal cicloturismo al family, al turismo musicale, al turismo letterario, al turismo, diciamo, accessibile, e qualunque iniziativa o prodotto, come dire, che secondo le imprese e le destinazioni si rivolga a, diciamo, a un target ben preciso. E qui sarà molto importante anche la carta dei servizi, quel patto che le aggregazioni fanno tra di loro e che poi rivolgono anche come promessa ai potenziali utenti. Bene, la dotazione finanziaria di questo bando è di 2 milioni di euro. E chi può partecipare a queste reti soggetto, reti contratto, cioè comunque un contratto di rete? Il numero minimo è di almeno 9 imprese, possono essere però evidentemente di più. Di queste 9 o di quelle che deciderete sarà diciamo, la numerosità del club di prodotto, almeno 3 devono essere strutture ricettive, secondo appunto la definizione che ne ha dato poco fa il dottor Sisto. Perché? Perché, diciamo, non c'è turismo senza soggiorno, e quindi è bene che ci possa essere un club di prodotto di un tematismo, ma deve essere anche considerato il tema dell'ospitalità. Almeno metà di queste imprese aderenti alla rete devono far parte di un'organizzazione di gestione della destinazione, ma direi che quasi tutto il territorio veneto è coperto, come dire, da questa forma di organizzazione turistica. Un'impresa però può partecipare ad un massimo di 2 reti, perché tali reti abbiano a loro volta almeno 9 PMI che non partecipano ad altre reti che presentano domanda di sostegno. Il mio consiglio è: un'impresa che partecipa a un club di prodotto, partecipi a un club di prodotto, perché significa volersi specializzare, significa voler innovare, differenziare, rendere più distintiva la propria offerta. E questo di solito non si fa con ma anche, ma targetizzando bene, come dire, il proprio ambito di riferimento. Bene, quali interventi sono ammessi? Sono ammessi evidentemente analisi di mercato, perché è bene capire a che segmento di mercato ci vogliamo rivolgere. Certo, sono segmenti e proposte e prodotti in parte di nicchia, ma se la nicchia è troppo piccola, come dire, non è come dire, appetibile il vostro prodotto, o non è, come dire, diciamo, rivolto a un ambito sufficientemente ampio del mercato.
interventi anche per l'acquisizione di beni di club, che sono un club del cicloturismo, evidentemente fare anche gruppo d'acquisto per acquistare delle bici di qualità, o se sono un club del family perché ci attrecchiamo tutti con aspetti legati alla ludoteca o aspetti legati, come dire, a strumenti, offerte per family hotel, chiaramente questo è assolutamente ammissibile. E anche, diciamo, il tema di servizi specialistici orientati anche alle attività poi di marketing e networking e dynamic packaging. Sottolineo l'importanza per un club di prodotto di avvalersi di una figura tecnica di assistenza tecnica specialistica. Per esperienza abbiamo gestito alcuni club di prodotto e sappiamo che queste figure professionali che affiancano la rete di impresa anche da un punto di vista del prodotto, della costruzione o della gestione del prodotto, sono particolarmente significative e rilevanti ai fini del successo del club. E poi, evidentemente, anche in questo caso la coerenza con la strategia di specializzazione intelligente, qui in particolar modo con le traiettorie della cultura e della creatività e della destinazione intelligente stessa. Ecco, le tipologie di spese ovviamente devono essere coerenti con gli interventi, abbiamo già citato strumenti, attrezzature, hardware, arredi, veicoli, con la limitazione che veniva ricordata anche prima, cioè solo, come dire, veicoli a emissione zero e solo per il trasporto di persone con disabilità. Ad esempio, un club di prodotto per l'accessibilità può andare sicuramente in questa direzione. Consulenze specialistiche e servizi esterni, e quindi appunto le attività legate anche alla spesa di costituzione e di adeguamento della rete, il contratto di rete, spese per acquisto e servizi funzionali, come dire, alla definizione del prodotto, e appunto le spese di assistenza tecnica specialistica. Poi ci sono anche, evidentemente, una volta costruita l'offerta, attività di promozione e commercializzazione. Ma ricordiamo che questo bando, a differenza, come dire, di quello che illustrerò a breve, si rivolge principalmente alla costruzione del prodotto. Poi la promozione e la commercializzazione è un elemento sicuramente utile, complementare, ma diciamo non è il cuore di questo intervento. Lo stesso dicasi per le opere edili di impiantistica, che hanno, diciamo, un limite del 20% del totale delle spese precedenti e sostanzialmente servono per adeguare l'offerta dell'impresa, della struttura, di chi partecipa a questa rete ai servizi del club. Quindi, che ne so, abbiamo deciso di fare un club di prodotto del bike, tutti diciamo che vogliamo avere un ricovero sicuro per le biciclette, ecco che quel piccolo intervento di edile può essere funzionale a questo tipo di spesa. Anche in questo caso, come già ricordava il nostro Sisto, ci sono poi i costi indiretti che sono una percentuale forfettaria, come dire, del 5% delle altre tipologie di spesa. Le non ammissibili, appunto, tra queste l'IVA non è ammissibile anche in questo caso, o spese inferiori ai 200 euro, o spese emesse da soggetti sprovvisti di partita IVA, e poi tutto un elenco che vi consiglio di consultare in modo puntuale nel bando. Ecco, il sostegno, intanto la dotazione, diciamo, finanziaria, l'abbiamo detto, è di 2 milioni. Il sostegno, diciamo, anche in questo caso è al 50%, è al 50% per il regime de minimis, che è quello che caratterizza questa iniziativa in modo particolare, e diciamo il limite di spesa minima ammissibile è di 80.000 euro, anche qui l'IVA è esclusa, andrò a correggerlo, e diciamo di 200.000 euro diciamo il tetto massimo, quindi il contributo 400.000 euro, quindi il tetto massimo di contributo sarà o di 200.000 euro nel caso massimo o di 40.000 euro nel caso minimo, sempre IVA esclusa. Il bando è aperto da dicembre al 24 di aprile, quindi siamo nel mezzo della programmazione.
e di conseguenza chi avesse già un'idea, insomma, è importante che la ponga in essere da subito attraverso la costituzione della rete, il contratto di rete, partendo appunto dal target a cui si vuole rivolgere. E i criteri di selezione, in questo caso di valutazione, sono anche in questo bando relativi al potenziale beneficiario, ovvero quindi il conseguimento da parte di imprese che siano tenute del rating di legalità, e anche il possesso di certificazioni ambientali è un elemento significativo. Relativamente alla proposta progettuale va considerata la numerosità dei retisti. Non è, diciamo, come nelle precedenti edizioni, determinante avere, obbligatorio avere al proprio interno imprese culturali e creative, ma diciamo l'averle qualifica il vostro progetto e dà diritto a un punteggio maggiore, così come l'appartenenza a consorzi di promozione turistica ai sensi della legge 11 o l'appartenenza a reti costituite in ambito montano. Allora, anche in questo caso le modalità di erogazione del sostegno prevedono sia l'anticipo su fiduzione, scusate, sia l'anticipo sì, sulla diciamo, contributo ottenuto, sia l'acconto in base, diciamo, a quanto rendicontato fino a quel momento. Comunque la somma di anticipo e di acconto non può superare complessivamente l'80%. Ecco, il saldo va presentato entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del progetto. Bene, se abbiamo parlato di obbligatoriamente di reti di impresa per i club di prodotto, abbiamo quest'altro bando, quello per aggregazioni di PMI per la promozione sui mercati nazionali e internazionali. Quindi invece questo bando si rivolge specificamente alle attività promozionali. In questo caso la forma di aggregazione è libera, ovvero possono essere associazioni temporanee di scopo, consorzi diciamo di imprese, possono essere anche in questo caso reti di imprese, ma non è obbligatorio. L'attività di promozione va collegata all'immagine coordinata della regione, quindi al brand, al marchio ombrello Veneto Orlando Venice. In questo caso la dotazione finanziaria è di 4.800.000, di cui 1 milione è riservato a una tipologia di aggregazione che a breve vi illustrerò. Infatti abbiamo due possibilità di interventi, uno classico che qualcuno ha già conosciuto, cioè aggregazioni costituite da almeno 15 imprese sotto forma di rete contratto, rete soggetto, ATI, ATS o consorzi per interventi su mercati nazionali e internazionali. Poi vi è anche la possibilità per mercati di medio-lungo raggio e quindi per interventi che siano anche più consistenti e che si rivolgono a mercati particolarmente ricchi e complessi, la possibilità di aggregazioni costituite da almeno 5 reti o consorzi, in questo caso, che al loro interno abbiano a loro volta 15 micro, piccole e medie imprese. Questo tipo di intervento potrebbe riguardare, ad esempio, ed è un caso abbastanza diciamo probabile, le destinazioni del balneare che si mettono insieme e che mettono insieme quindi i loro consorzi di impresa per rivolgersi a mercati di medio-lungo raggio e decisamente più impegnativi di quelle a cui si rivolgono le cosiddette aggregazioni ordinarie. In questo caso le tipologie di spese sono analisi di supporto allo sviluppo commerciale, quindi analisi di mercati nazionali e internazionali, attività diciamo legate poi alla forma di promozione che si intende svolgere, anche attraverso l'impiego di figure manageriali e anche ovviamente tutto ciò che riguarda le attività che è il cuore di questa iniziativa, di questa misura, le attività di promozione e commercializzazione dell'offerta.
e quindi anche attività di incoming, educational tour, press tour o di partecipazione invece a manifestazioni fieristiche e di conseguenza anche a workshop B2B, altri tipi di interventi sui mercati dove diciamo, si intende svolgere l'attività promozionale. Possiamo avere anche in questo caso beni mobili e servizi funzionali, diciamo, ma nella misura in cui possono servire all'adeguamento dei prodotti turistici ai mercati target, quindi in questo caso beni e servizi per adeguamento di strutture e quant'altro sono veramente marginali, mentre sono centrali le spese di assistenza tecnica specialistica per lo sviluppo e il coordinamento operativo sui mercati obiettivo e per lo sviluppo ad esempio dei rapporti con i tour operator internazionali e per diciamo la realizzazione di accordi contrattuali, appunto le attività di incontro domanda offerta, pubblicità su social media, radio e televisione, carta stampata, fissioni, materiali promozionali, attività di co-marketing con le compagnie aeree, appunto attività di incoming tour, con tour operator, press tour, coinvolgimento di influencer e travel blogger, di cui però va attestata in qualche modo diciamo, la rappresentatività, evidentemente, perché devono risultare iniziative efficaci. Ovviamente anche in questo caso spese per l'aggiornamento dell'aggregazione, spese per la fiduzione in caso appunto di, diciamo, di acconto e spese per la consulenza da parte di agenzie marketing di professionisti e appunto spese per la partecipazione in mercati, a fiere in mercati obiettivo e anche conseguentemente le spese per il personale dipendente. Non sto a elencare anche qui le spese non ammissibili, sottolineo che non è riconoscibile l'IVA e anche qui le spese inferiori a 200 euro o senza partita IVA. Il regime di aiuto qui può essere, diciamo, misto ed è, diciamo, quindi possibile il regime de minimis con intensità di sostegno del 65% o alcune spese, soprattutto quelle legate a fiere e attività strettamente connesse, possono essere in regime di esenzione, in questo caso per il regolamento europeo al 50%. In entrambi i casi, per la tipologia di interventi di tipo A, cioè quella per le aggregazioni di almeno 15 imprese, la spesa minima è di 150.000 euro, la spesa massima ammissibile è di 500.000. Per gli interventi, quelli sui mercati di maggior impegno che prevedono la partecipazione di almeno 5 reti o 5 consorzi con al loro interno almeno 15 PMI, il regime di aiuto è lo stesso, cambia la spesa minima che è di almeno 300.000 euro, proprio l'intervento è più consistente, e la spesa massima ammissibile di 700.000 euro. Anche questo bando è già aperto e potrà essere, come dire, diciamo, oggetto di presentazione di domande entro il 28 di maggio. Sottolineo per entrambi, anzi per tutti questi bandi, la piattaforma non è più il SIU, il Sistema Informativo Unico, ma il nuovo Sistema Informativo Fondi RWE. E raccomando, diciamo, di non prendersi all'ultimo momento perché soprattutto i bandi per reti, club di prodotto e per aggregazioni, diciamo, hanno una loro complessità nella compilazione della domanda in fondi RWE. Criteri anche qui sono abbastanza simili in relazione al beneficiario. Il conseguimento del rating di legalità se tenuto, la numerosità delle imprese aderenti all'aggregazione. Anche qui è un vantaggio avere al proprio interno imprese culturali creative, anche se non è obbligatorio. Se ci sono già imprese, reti di imprese attivate con fondi FES in questa programmazione, anche questo è un elemento di vantaggio, e anche, diciamo, l'essere un consorzio di imprese costituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 11. Sulla qualità evidentemente conta molto il livello di internazionalizzazione, sia per l'impresa
per la rete in impresa, per l'aggregazione impresa, sia per la destinazione. Ecco, ricordo che per questi diciamo, tipi di aggregazione è importante avere il partenariato dell'organizzazione di gestione della destinazione, o meglio, una lettera con cui l'organizzazione di gestione della destinazione certifica che questo progetto è coerente con la strategia della destinazione stessa. La destinazione può rilasciare solo, diciamo, un'attestazione, una lettera per le aggregazioni rappresentative di una destinazione, per la promozione di una destinazione, e più di una, diciamo, attestazione per invece aggregazioni che si rivolgano appunto alla promozione di più destinazioni o di prodotti trasversali a più destinazioni. Ecco, riassumendo, come dire, il bando precedente che trovate anche come tutti gli altri bandi a questo link che trovate qui nelle slide, il bando precedente, Club di Prodotto, è focalizzato sulla costruzione dell'offerta del prodotto, questo per l'attività di promozione della destinazione o di più destinazioni o di prodotti trasversali, appunto una pluralità di destinazioni. Rimaniamo insieme al dottor Sisto a disposizione per le vostre domande. Siamo andati un po' lunghi, ma era necessario, come dire, essere completi. La certificazione ambientale non vale quella che l'Ascom ha fatto recentemente per le Olimpiadi? Non ho contezza di quale questa, diciamo, certificazione sia. Importante che sia una certificazione di terze parti, cioè non sia diciamo, un protocollo o diciamo, un disciplinare interno, ma sia una certificazione oggetto di terze parti, EMAS, ISO, GSTC e quant'altro, o equivalenti. Questa è la prima domanda. Il riconoscimento delle fatture del primo bando che mi interessa, parte dal momento della domanda o andate indietro magari dell'anno? Sì, ha ragione. Non so se vuoi rispondere tu, Stefano. Sì, Ma... sì, in effetti noi non eravamo entrati nel dettaglio perché poi ci sono tante piccole cose che chiaramente derivano da una lettura più approfondita del bando. Allora, questo per le spese sostenute in de minimis è possibile giustificare anche spese già sostenute prima della presentazione della presentazione del progetto, prima anche del bando stesso, quindi possono essere spese retroattive sostenute a partire Stefano, vienimi un attimo in soccorso, ricordo la data precisa, dal 1 luglio 2024. Ecco, 1 luglio 2024. Quindi tutte le spese sostenute coerenti con il progetto che verrà a essere presentato, ma spese che comunque sono state già sostenute per la realizzazione di interventi che poi, come dire, fanno parte del progetto che verrà presentato, ma spese che sono state sostenute prima, possono essere, nell'ambito delle spese de minimis, giustificate con la presentazione di fatture datate a partire dal primo, dal 1 luglio 2024. Quindi c'è questa possibilità di cui lei chiede. Molto interessante, grazie. Una Ecco, domanda... naturalmente il progetto presentato non deve essere concluso nel momento in cui cioè bisogna che diciamo, questi interventi facciano parte del progetto, ma che il progetto comunque debba ancora comunque svilupparsi successivamente alla presentazione della domanda. Cioè progetti già chiusi non è che possono essere finanziati retroattivamente al 100%, però alcune spese che magari sono state già fatte per certi macchinari, ad esempio, Progetti pensiamo a incominciati, via. pannelli fotovoltaici, eccetera, che sono stati già acquistati, già installati prima, possono essere rendicontati. Ultima domandina semplice semplice. Autoveicoli o mezzi ad emissione zero, intendete solo elettrici? Esistono solo quelli elettrici emissione zero?
Mi risulterebbe di sì. Comunque emissione zero e solo per persone con disabilità, Sì, per il trasporto di persone con disabilità. grazie. Grazie Silvia Trevisan. Ci sono altri? Vedo qualcosa in chat, ma non mi pare. Vediamo. Se posso, avrei due domande anch'io. Prego, Non trovo la prego. manina ad alzare, scusate. Grazie. Allora, per quanto riguarda le strutture non ancora classificate, la mia domanda è relativa a un'impresa che è già iscritta alla Camera di Commercio, però non è ancora attiva perché è in fase di costituzione, diciamo, stanno facendo i lavori e quindi si intende questa tipologia qui? Al momento della domanda l'impresa deve essere attiva, non rileva Ok, il codice Ateco, lei può avere qualsiasi codice Ateco di iscrizione a registro imprese e poi sì. aggiungere, una volta che ha ottenuto la classificazione, il codice Ateco coerente con la struttura ricettiva, però l'impresa al Ok. momento della domanda deve essere attiva. Ok, quindi Però può non essere classificata, nel senso Sì, 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 che non classificata, ma la attiva. ho classificazione capito, però comunque è un elemento attiva essenziale. significa che deve essere, cioè deve aver già iniziato a fatturare in questo senso, intendete? Mm, Attiva nel senso di operativa per poter compiere qualsiasi attività. Ok. Però chiaramente E, non può esercitare l'attività di struttura ricettiva se No, non è classificata. Ecco, questo. Cioè, attiva nel senso tecnico della Camera di Commercio, di iscrizione al registro impresa della Camera di Commercio, risulta attiva quando, diciamo, lo è presso la Camera di Commercio come cioè, attiva, scusi, è cioè giusto per capire, non deve potrebbe essere essere che dormiente, ecco. io ho una partita IVA X che non ha nulla a che vedere con l'ambito turistico, però ho intenzione di aprire un altro codice Ateco in Sì, questo corretto, senso. importante Ok. che lei sia per- iscritta al registro imprese. Ok, ho capito. E un'altra domanda, per quanto riguarda la possibilità di fare sul bando 1.3.8, è possibile realizzare un ricovero biciclette ex novo? Nel senso, leggevo il discorso del consumo di suolo, eccetera, e però una piccola rimessa ex novo è una spesa ammessa? Allora, il tema del consumo di suolo, non so se vuole rispondere il dottor Sisto, diciamo, non no, deve comportare nuova, diciamo, cubatura in un ambito che non lo prevedeva precedentemente. Ok, ho Però capito. in questo caso potrebbe essere una compensazione, no? Cioè, Perché è può chiaro essere che una può essere, sì, compensazione, certo. sì, perché sì, è chiaro, è evidente Ok. se si realizza una rimessa per biciclette, quindi tra virgolette cementificando un'area che prima non era occupata, Sì. è chiaro che questo è un intervento sì, ammissibile, che però deve essere poi soggetto, diciamo, a un intervento compensativo per una pari superficie. Ho capito, eh, ho capito. E un'ultima cosa, che magari è una domanda sciocca, però riguarda il rating di legalità. Cioè non so quali sono le caratteristiche per ottenere questo rating e come si fa. Solo se l'impresa è tenuta, deve dimostrare di averlo ottenuto. Se non è Ok, tenuta, diciamo, questi sono determinati tipi di imprese con determinate caratteristiche, volumi, eccetera. Su questo magari ok, invito a un approfondimento di taglio più amministrativo-fiscale e comunque eventualmente anche per questo tipo di domande più tecniche, meno Mm, turistiche, sono diciamo, a disposizione anche eventualmente i colleghi di AVEPA, diciamo, ok, che è il progetto gestore che farà l'istruttoria delle domande. perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Vedo che in chat qualcuno dice è possibile presentare domanda con solo codice fiscale. No, diciamo deve esserci partita IVA con iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio ed essere l'impresa deve essere attiva al momento della domanda. Buonasera, Michele Zenatti, Verona. Buonasera. Una cortesia, per quanto riguarda le reti di impresa o club di prodotto, le Sì. aziende che sono associate devono essere tutte
della regione Veneto, o qualcuna potrebbe anche essere fuori regione, tipo Lombardia/Trentino? Allora, le imprese, diciamo, che concorrono a definire i numeri minimi e che concorrono al beneficio sono quelle in Veneto. In teoria potrebbe esserci anche un'impresa che non ha diritto, come un'impresa fuori regione o una grande impresa, magari può essere funzionale alla costruzione del prodotto, ma non concorre ai numeri minimi di 9 o di 3 strutture ricettive e non concorre al beneficio. Ok, grazie mille. Però può essere funzionale al prodotto. Grazie mille. Grazie a lei. Non so se ci sia qualcun altro perché non riesco a seguire bene in chat e anche vedo 3 nuovi messaggi. Ok, Consorzio Dolomiti è già intervenuto, bene. Poi le slide che indichi che territori possono essere proposti i progetti. Allora, per tutte le 3 bandi, diciamo, con un elemento di riferimento, per alcuni obbligatorio, per altri parzialmente obbligatorio, il riferimento è l'organizzazione di gestione della destinazione. Al 90% tutto il territorio del Veneto è coperto, fatto salvo alcuni territori della, diciamo, la Bassa Padovana e dell'Alto Polesine. Trovate, come dire, sul sito della Regione Veneto, googlate organizzazioni di gestione della destinazione e trovate l'elenco, diciamo, con i comuni che sono coperti dall'ambito di OGD. Eventualmente, se avete dubbi, potete scrivermi stefan.marchioro@regione.veneto.it oppure telefonarci. Non so se ci siano altre richieste, c'è lo spazio per illustrare qualcosa sulla 124. Sì, giustamente, in realtà non avevamo previsto una presentazione sulla 124 perché, diciamo, ha destinatari molto chiari che sono appunto le organizzazioni di gestione della destinazione che si sono costituite con soggettività giuridica propria o che hanno, come dire, un soggetto attuatore stabile individuato dall'OGD stessa con voto di assemblea e con delega mandato, diciamo, formale ad essere soggetto attuatore, che abbia a sua volta questo soggetto attuatore soggettività giuridica propria. La dotazione è di 1.490.000 circa, hanno priorità, come dire, le OGD, le destinazioni o i loro soggetti attuatori che non sono risultati partecipanti e beneficiari alla prima edizione. Diciamo, le altre destinazioni possono comunque partecipare, però diciamo, in graduatoria saranno subordinate a quelle che non hanno ottenuto beneficio nella prima edizione. L'obiettivo è sempre quello, lo diceva anche l'assessore Caner, di favorire l'evoluzione delle destinazioni veneti in Smart Tourist Destination, quindi anche con una forte spinta all'utilizzo delle ICT, in particolar modo del DMS, ma non solo, di tutto ciò che può rendere friendly il rapporto tra destinazione, visitatore e turista. Su questo eventualmente le OGD sanno che possono chiedermi degli approfondimenti diretti, insomma, possiamo fare anche delle call dedicate o diciamo interloquire per le vie brevi analizzando il caso delle singole destinazioni come del resto sta avvenendo. Quindi mi scuso se non c'è una presentazione vera e propria, ma diciamo il target oggi era più quello generale delle imprese che non delle destinazioni in quanto tale. Insomma. Grazie mille, dottor. Grazie a lei. Nel caso vedo insomma Federazione Campo San Pierese, quindi l'OGD di Padova a cui voi fate riferimento può assolutamente partecipare a questo bando, lo può fare o se affretta la costituzione dell'OGD di Padova e quella delle Terme in fondazione di partecipazione, o lo può fare attraverso individuando un soggetto delegato in via permanente con voto dell'OGD diciamo, e mandato pieno e formale dell'OGD a un soggetto che abbia le caratteristiche di essere soggetto attuatore con soggettività giuridica propria.
e che si impegna ad esserlo, a rimanerlo per tutta la durata della stabilità delle operazioni, quindi 3 anni dopo il saldo. Il principio della stabilità delle operazioni vale anche per gli altri bandi, per le aggregazioni, per le reti di impresa e quant'altro. Per un B&B senza partita IVA è concesso un intervento di installazione. Ecco, il tema è sempre lo stesso. B&B, diciamo, se vuole partecipare a questo bando, deve poterlo fare in regime di impresa, perché, diciamo, il regolamento europeo definisce che i bandi dei fondi FES sono accessibili solo alle realtà che sono PMI. Nel caso di un B&B potrebbe esserlo anche il titolare con partita IVA, però deve aprire appunto l'iscrizione al registro imprese, o essere un professionista con appunto, diciamo, tutti gli aspetti collegati alla partita IVA. Diciamo, l'importo minimo è quello di 50.000 imponibili, sì, imponibili. Ribadisco il fatto, considerato che comunque ci sono ancora 2 mesi e mezzo, quindi il tempo c'è per approfondimento. Siamo disponibili per, se qualcuno avesse qualche richiesta di informazioni più specifiche da fare, accedendo insomma ai nostri contatti. Fate bene attenzione ai criteri di esclusione e ai criteri di priorità, perché diciamo poi possono condizionare l'intera valutazione del progetto, insomma, quindi il progetto va pensato tenendo conto di questi vincoli, di questi orientamenti, ecco. E naturalmente, non so se si è sentito all'inizio, siamo disponibili al di là di questo webinar come struttura a dare ulteriori informazioni, ecco, qualora ci venissero chieste ai nostri contatti. A noi e anche ad Avepa, ecco, poi per aspetti magari un po' più, diciamo, di dettaglio amministrativo, finanziario. Sì, tra l'altro qualche collega di Avepa, come della direzione turismo, era collegato al webinar, quindi ringraziamo tutti i colleghi di direzione turismo e marketing territoriale. Ho visto la dottoressa Mattiuzzi, ho visto la collega Elena Bigiol e anche per Avepa ho visto la collega Lisa Dovico. Bene, noi vi ringraziamo soprattutto Fondazione Comunica e Digital Tourism per questa opportunità. Vi ricordo, tenete d'occhio il sito e le newsletter di Digital Tourism per i prossimi appuntamenti, i prossimi webinar, e vi aspettiamo poi all'appuntamento di Digital Tourism in presenza a Padova a novembre. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci.